Convintamente abbiamo chiesto che il Presidente venisse a riferire in aula, e questo perché abbiamo assistito alla grottesca situazione in cui gli assessori hanno consegnato le deleghe, quando invece queste deleghe nella sostanza, e questo per bocca dello stesso Bordin, sono ancora in capo agli assessori. Quindi non potevamo accettare una situazione simile. Stiamo assistendo ad un teatrino indecoroso che ci sottolinea soltanto una cosa: che ci troviamo di fronte ad una giunta che non soltanto è lontana dai cittadini ma è irresponsabile, e quindi non possiamo procedere con i lavori d'aula quando non sappiamo poi nella sostanza se gli assessori hanno il titolo per farlo, anche perché pubblicamente hanno detto di aver consegnato le deleghe al presidente Fedriga proprio per rafforzare il suo ruolo di presidente. Quindi non potevamo accettare questo, anzi auspichiamo che questa giunta ritrovi il senso di responsabilità. Se così non fosse, ci auguriamo la stessa coerenza, e quindi se dovessero proseguire con la sciagurata idea appunto di portare la nostra regione in una crisi profonda e portare allo scioglimento della giunta, ci auguriamo appunto che vadano nella stessa misura divisi anche alle urne.